Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, chi vi parla il vostro sparacazzate preferito, rigorosamente in diretta dal bunker di Radio Libertà in via Carlo Bellerio 41 in Milano Affori. Oggi finalmente il sole è tornato a baciare il capoluogo lombardo, era anche ora perché stavamo marcendo, io avevo già iniziato, oltre al cervello stava marcendo anche altro. No altro sotto, sembra pensare là, no, vabbè, insomma, grazie a Dio è tornato il sole perché mi sembrava di stare a febbraio e non a maggio e sapete com'è, l'inverno qua è duro. Milano è un po' brutta l'inverno, sembra che non finisce mai. Dove sono nato io a Vicenza invece ci sono sempre gli uccellini, c'è l'usellin della Comare che vola sempre a Vicenza. Ci stavano anche i sassi, anche a Vicenza, i sassi, le luci, Babbo Natale. Spieghiamo alle nostre ascoltatrici a chi stiamo facendo il verso. Al famoso bambino, che lo sanno meglio di noi, che negli anni 90 da Mike Bongiorno e Mike Bongiorno, no, non era Mike Bongiorno, era Corrado. Era il mago Zurli, era lo Zecchino d'Oro. Si vede che tu sei questo bambino, un millennials. comunque questo bambino gli fece la domanda: cosa c'è di bello a Vicenza? Lui dice: i sassi, le luci, Babbo Natale, i coriandoli. E poi ma sai dov'è l'Islanda? L'Islanda è vicino a Padova. Ecco, quindi è un bambino che ha fatto la storia, tra l'altro è un amico personale del sindaco Possamai del PD, e quindi, visto il male che sta facendo a Vicenza, lo lasciamo lui, i suoi sassi e Babbo Natale, perché a Vicenza non c'è solo quello, è una città meravigliosa. Se potete andare. Una volta c'erano anche tanti gatti. C'erano, sì, e poi è finita, ma anche c'erano anche un sacco di uccellini e sono finiti nella polenta. Gli uccellini della Comare. Non sapeva dove volare. Vabbè, anche quella che poi l'ha cantata mezza Italia. Vabbè, canzone. Ma l'abbiamo detto che trasmissione è questa? Spazio Uselincio? No, Spazio Vicenza? Spazio no, più, pronti partenza più. Vicenza? No, non è quello. Salutiamo tutti i vicentini che ci ascoltano, che sono una marea, perché Vicenza pure è provincia, pur avendo 750.000-800.000 abitanti, è il 40% del nostro ascolto, e quindi noi un saluto particolare alla signora Lisetta, sì, anche alla signora Carmen che ci ascolta sempre da Vicenza, sì. E da Tiene che ci ascoltate in tantissimi, da Schio, da Valdobbiadene, c'è anche la signora che ci ascoltava da San Fedele d'Intelvio, ma non chiama più, da Noventa Vicentina, da Orgiano, da tutte le parti, insomma, da Asiago, siete tantissimi. Un saluto particolare a Mario Forchesato, che è impegnato in una lista civica vicino Vicenza. Mario è un vecchio amico che allora anch'io c'ho un amico che si è candidato, Luca Balsemin, e gli voglio fare gli auguri. È un compagno di classe, sta facendo tantissimo, è un ragazzo in gamba e sta con una lista civica, però è un ragazzo che merita, quindi forza Luca. Arzignano si merita gente in gamba come te. Ecco, no, visto che ci siamo in campagna elettorale, facciamo nostri marchettoni. Tanto che ci siamo, prima di venire qui noi siamo passati dal nostro fornaio magico. Preferito, ovvio, ormai questa trasmissione è offerta da il fornaio di Cologno. Ding ding don don. Sì. Il fornaio di Cologno, Viale Lombardia 47 20093, Cologno Monzese. Da Marun troverete tutte le specialità. Sì, ma Maru non è francese comunque. Pizzette, dolce, salato, birre, non hai fatto la spesa, ti servono le uova. Ecco, lui c'ha quintali di uova appena fatte dalle galline. C'ha delle galline scelte, uova buonissime. Insomma, è un vero proprio artigiano della farina, quella vera, non quella colombiana. Nel giardino davanti al suo fornaio. Sì, in Viale Lombardia, proprio è pieno di galline. Ricordatevi, Viale Lombardia 47, il forno di Marun. Sì, tra l'altro il rapporto qualità-prezzo imbattibile, perché fa le pizze, sembra appena salito dalla Puglia, da quando le fa buone. E invece lui è arrivato solo dall'Egitto. Sì. È arrivato dall'Egitto. Sì, ma è un ragazzo in gamba, bravissimo. E a proposito di questo voglio comunque ringraziare la donna che è la senape della mia vita, perché se mia moglie è il dolce della mia vita, Natalia è la senape della mia vita. La senape è un po', non è dolce, c'ha quella cosa là, un gusto particolare che ti... Ecco, ed è bello venire qua a farsi mandare a fancuore appena entri, e io non saprei, capito, come hai bisogno del dolce nella vita, hai bisogno anche di quello che ti manda a quel paese.
e se non fosse per Natale io non mi sentirei vivo. Quindi ora mia moglie appena torna a casa mi accoltella, però no, ringrazio Natalia per la nostra regista che sta dall'altra parte del Canyon Legnoso per tutto quello che fa, perché fanno molto di più di quello che gli spetterebbe fare e lo fanno sempre col sorriso ed è una cosa e con molta meravigliosa. competenza. E ringrazio anche Andrea che si nasconde sempre dietro al parapetto a farsi i cavoli suoi, perché così lui ha capito tutto che il posto fisso è bello e c'ha ragione. Ok. Non è molto fisso il posto di questi ragazzi. Sì, è molto traballato, saltano da una radio all'altra, cioè ci sono proprio molto mobili questi ragazzi, perché d'altronde al giorno d'oggi o ti muovi o sei fottuto. Ecco, grazie mio per i francesismi. Oui. E tra l'altro, siccome c'è lo stretto di Hormuz, non arriva più il kerosene qua in via Carlo Bellerio, vi invito sempre una mano al cuore lato al portafoglio, perché i nostri generatori stanno rimanendo a secco. Quindi donate, andate su radiolibertà.net. Ecco, non è .org come dico sempre, ma è .net, perché siamo puliti, netto.net, e c'è un pulsante con scritto dona, schiacciatelo. E aiutate non me e Mimmo, che abbiamo chi ha il suo lavoro, chi ha la sua pensione meritata dal 1900 a Mbarabà 2, dovevamo dire Mbarabà perché il Kaiser non voleva che dicessimo 20, ecco, ma sono ragazzi che lavorano qua e meritano di essere pagati, non solo loro ma gran parte della squadra di questa radio, e quindi per loro è giusto. Insomma, sono ragazzi in gamba che meritano anche un giusto compenso, una giusta retribuzione in un paese dove tanta gente lavora ed è comunque povera. Ho solo visto che in Rai, nelle reti nazionali, quelli per cui paghiamo anche il canone, ci stanno dei soggetti che manco il Signore li vuole. Cioè, hanno 90 anni per gamba ancora un po' e sono sempre... Beh, Magalli ha finito o sta ancora in TV Magalli? Magari no, ma ci sta quell'altro Fraiese, quello che parla di malattie varie, che sfruguglia quella che è l'ipocondricità di tante persone. Vabbè, tanto non sono soldi nostri, no? Chi è che l'ha mai pagato il canone? Ma ce li pigliano direttamente dalla bolletta della luce, perciò una vergogna. Questo altro che è servizio pubblico, ed è purtroppo un'altra cosa che il centrodestra non ha fatto. Noi abbiamo sempre tirato le orecchie al governo e le tiriamo anche su questo. Avremmo voluto tanto cambiamento, invece cambiare tutto per cambiare quasi niente, ed è un vero peccato. Se poi ci cacciano ce ne faremo una ragione, però la gente non sono scemi, come dicono in alcune latitudini, la gente vedono, e quello che dico sempre: se tu governi come il PD la gente vota l'originale, e che orecchie per intendere intenda. Infatti, quelli del PD sono convinti di vincere. Se tu vai sulla 7, quando cominciano a parlare, ma la 7 è qualcosa di scandaloso, ma è qualcosa veramente di, secondo me prendono qualche sostanza stupefacente, qualche fungo allucinogeno. Sì, se ma potete mandateli mandateli a Cologno pure da me, li mettiamo nella pizza di Maroon, perché cioè, se fanno sti effetti qua ripigliamoci tutti. Allora 0292947222, ripeto 0292947222, per chiunque avesse dei funghi allucinogeni o sapesse dove andarli a prendere o coltivare anche. Se li coltivate ancora meglio, si coltivano nella cacca di cavallo, a chilometro zero praticamente. Sì, noi li volevamo coltivare nei sotterranei di Caro Bellerio, ma il segretario federale non era dello stesso avviso e non ce l'ha fatto fare. Eppure avremmo potuto finanziare la Lega come si deve, grazie a quei funghi allucinogeni. Non ce l'hanno fatto fare. Mi ricorda la storia di una storia che accadde a me nel 1979, dove appunto io raccolsi alcuni fondi e praticamente quei fondi servirono per dare fuoco a un appezzamento di terreno tutto coltivato a foglie di coca. Ecco, allora ci dicono che ha chiamato qualcuno che conosce. Il racconto lo proseguo dopo. O ci potrebbe inviare dei funghi allucinogeni. Gli diamo immediatamente la linea. Buonasera. Dove possiamo... sono Lisetta, però Lisetta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta una cosa, io però l'argomento ce l'ho, ma non è sulle carceri, ragazzi. Non si parla di galera, oggi è martedì, è il giorno della cazzata, proprio, perdoni il francesismo, ecco, il giorno in cui noi diamo aria alle trombe. La verità, sta qua che vi dico io la verità. Prego. Cioè l'esplosione della delinquenza. Domenica sera, purtroppo, dico io purtroppo tra parentesi, sono rimasta sconvolta come tante altre persone per bene e dico io rispettose del vivere civile, dal carosello di delinquenza esposto nella trasmissione Fuori dal coro.
su Canale 4. Sinceramente ragazzi io non lo guarderò più. Comunque adesso io vi dico cosa ho visto. Chi c'era, Giordano o Del Debbio, Lisetta? Allora aspettate, Giordano. questo canale di Silvio Berlusconi. Mhm. Purtroppo sì, mi sono imbattuta lì, chissà come mai. Allora, risse, prepotenza, delinquenza da parte di immigrati senza permesso di soggiorno che aumentano a dismisura il degrado. Poi, sacerdoti delinquenti che approfittano per i loro sfoghi sessuali dei ragazzi e ragazze non ancora maturi. Prostituzione anche di minorenni per il dio denaro. Una mamma che induce alla prostituzione la propria figlia appena 14enne. L'ISAM ragazzi che sta espandendosi a macchia d'olio, realizzando, dico io, purtroppo le previsioni della Fallaci. Infine giovani violenti e delinquenti che mettono a soqquadro con risse, pestaggi, furti e rapine tantissime località che fino a prima godevano di totale tranquillità. La gente ragazzi è molto stanca e non accetta più questa situazione. Tutto qua, io vi saluto e buona settimana anche a voi. Grazie signora Lisetta, come direbbe grazie. Giordano, Donato! No, come direbbe Giordano, Donato! No, guardiamo anche noi. Purtroppo è tutto vero, le cose vanno male, non vanno affatto bene, è un'epoca davvero tremenda, c'è qualcuno che dice un segno dei tempi, ecco, e chi lo sa, forse si sta chiudendo un cerchio, qualcosa di grosso deve succedere, almeno io penso così. Anche perché rischiamo, ci sono notizie brutte che circolano, è meglio non darle. Ecco, non voglio allarmare. Io invece una notizia la devo dare, ed è quella appunto dell'Assemblea Nazionale di tutti i venditori ambulanti italiani e aggiunti, che appunto si doveva svolgere, abbiamo dato l'annuncio settimana passata per domenica, invece non è domenica ma è lunedì 15 giugno, alle ore 15:30 in quel di Borgaro Torinese, giusto? Borgaro. All'hotel B&B. È un bellissimo paese, molto sì, bello, pieno di bei condomini bassi, villette, molto verde. Se siete di Torino conviene andare a vivere là, perché io ci vivrei a Borgaro. Comunque no, scherzo, per andare all'aeroporto di Caselle, Torino Nord. Ecco, non so se Canavese già o sulla strada per andare nel Canavese di sicuro, però la zona nord di Torino. Questa assemblea è stata appunto organizzata dal Goia FENAPI. Appunto il Goia è quello che appunto da 15 anni e più si dedica alla tutela del posto di lavoro dei venditori ambulanti e appunto ha organizzato questa riunione dove si dovranno decidere delle nuove linee di lotta, perché qua appunto se noi ci vogliamo tenere caro il nostro lavoro, il nostro territorio, il nostro paese, dobbiamo imparare a lottare, lottando, facendolo rispettare, facendolo andare avanti. Noi abbiamo avuto a Modena l'altro giorno quel tizio, il famoso... Ecco, allora intanto voglio dire che basta, è colpa nostra, questo è un paese che non sa integrare. È ovvio che quello va in giro con la macchina in centro, non trova parcheggio, schizza male, fa quello che ha fatto. Chi è che non lo farebbe? Chi è che non va in centro e non trova un parcheggio? È ovvio che poi ti incazzi e fai quello. Basta ZTL, basta zone pedonali. Con lo sparacazzate, dopo se si incazzano dicendo che noi che siamo dei dissacratori, quello ha ragione. Oh, ma in quel scusa, io ho sentito a Modena hanno fatto una manifestazione, è colpa di Salvini se quello ha fatto quelle cose là, quello non lo voleva fare. Dici? Sì, l'ho visto ieri sulla 7 che hanno fatto la trasmissione cioè invece di fare una manifestazione per stare vicino alle vittime, no, hanno fatto la manifestazione contro Salvini perché è stato Salvini a quanto pare che gli ha dato la macchina. Cioè ragazzi, qua scherziamo, ma questa è l'Italia e questi sono i soggetti Salvini è stato accusato di essere uno che fa sciacallaggio politico. Perché a fronte di sto fatto compiuto da questo ma lui non lo voleva fare, ragazzo, gli è partito il peso sull'acceleratore. Ma no, il problema non è stato del ragazzo appunto un po' fuori di testa che ha tentato una strage, il problema è diventato Salvini che poi ha preso e l'ha commentato sui suoi social in una certa maniera. Cioè, ma non è possibile, voi fate le trasmissioni su ogni cosa che Salvini dice, io
Matteo tempo fa, quando... Se Modena era governata dal centrodestra, questo era il sindaco, si era già dovuto dimettere, questo è poco ma sicuro. Qua danno del cornuto all'asino, cioè siamo davvero il mondo all'incontrario, come diceva un uomo che una volta stava nella Lega, ha fatto un libro di successo e poi ha fatto altro. E insomma, a proposito del mondo all'incontrario, 340-670-9659 è il nostro canale WhatsApp per i più timidosi, 340-670-9659. Mia moglie mi ha detto: non ti preoccupare, non ti accoltello, ti uccido e basta. E quindi grazie amore mio, non vedo l'ora. Ok, giustamente poi ognuno ha i suoi buoni motivi per fare questo, perché qua basta che sei di altre parti va bene, sì, Mimmo, se devi dare una voglio notizia, che lo dai tu, dallo tu che c'è la voce più squillante. Ecco, vedi. Perché mi hanno detto l'altro giorno delle tue ammiratrici, delle nuove ammiratrici, che c'è una voce veramente ma chi sono queste ammiratrici? Io ho la voce da citofono, un citofono dentro al water più o meno. Se tua moglie non si incavola, dopo te le presento. In Italia solo Parenzo ha la voce più brutta della mia. Saluto tra l'altro Parenzo che ci ascolta sempre. Allora, mi tocca fare questo annuncio. Prego. Cari amiche e amici, soprattutto del commercio su Repubbliche, se non avete una beata minchia da fare, lunedì 15 giugno a Borgaro Torinese, che è in provincia di Torino, anzi nella città metropolitana di Torino, al B&B Hotel di Via Lanzo 163, diciamo a Borgaro, c'è l'Assemblea Nazionale del Goya Fenapi, Rialziamo la testa, dove si parlerà giustamente di quello che sta accadendo al commercio di vicinato, insomma al commercio su Repubbliche, dei mercati che hanno fatto la storia del paese, che è letteralmente strangolato da leggi e direttive idiote, sì, da una tassazione assurda e da una direttiva europea applicata male solo e soltanto in Italia, mentre nel resto d'Europa la sospendono bellamente, beatamente. O non la applicano proprio per niente, perché le cose che non sono applicabili o utili al paese non le ascoltano. Quindi, ricapitolando, carta e penna, lunedì 15 giugno alle 3:30 del pomeriggio, ore 15:30, preciso, Via Lanzo 163 a Borgaro Torinese, B&B Hotel, ci sarà questa assemblea aperta a tutti, non si paga e c'è anche il rinfresco, quindi metti che c'hai fame, passi di là, o anche se sei di Mirafiori, sei in cassa integrazione, a fine mese non ci arrivi, perché ormai questo è perché hai già speso tutto su OnlyFans, e la fame però quella c'è, perché magari insomma alcune voglie passano ma la fame resta, come dico sempre io, e ti trovi là, vai a sentire, poi c'è anche il rinfresco e non è male, ok? Ecco, ho dato il... Poi il parcheggio c'è, ecco, senza fare stragi o mettere sotto gente o impazzire, il parcheggio lo trovate tranquillamente e quindi sarete tutti integrati, nonostante, insomma, da qualsiasi parte dell'orbe terracqueo voi veniate, ok? Bravo, detto ciò, io per evitare quello che ha fatto questo ragazzo di origini magrebine, quando devo andare in centro prendo i mezzi pubblici, così scendo dall'autobus, dalla metro, dal tram, sono tranquillo che non impazzisco e alla fine costa di meno pagare il biglietto o non pagarlo proprio che fare una strage, perché penso che questo ragazzo qualcosa dovrà pur pagare o con la sua vita per 6-7 mesi o di tasca propria, ma non penso. Ecco, poi ovviamente appena finirà potrà finire di bruciare tutti i crocifissi e tutti i Gesù che vede, dicendo cristiani di merda a tutti gli altri. Queste sono cose che purtroppo ha scritto, e comunque io voglio fare un bacio a questo ragazzo. Lo so, è brutto andare in macchina in centro, potevi evitarlo, ecco. Così siamo... Così forse ti risparmiavi di far del male a tante persone. Beh, certo, tanto eri da solo in macchina, cioè potevi prendere l'autobus per andare. Tra l'altro a Modena c'erano anche gli autobus elettrici, i filobus, come le città socialiste che si rispettano. Ecco, anche a Chisinau ci sono i filobus, è meraviglioso. Chisinau è Moldavia, si chiamava Kisniev quando c'era l'Unione Sovietica, ed era buona usanza nei paesi socialisti, siccome la benzina insomma serviva erano regimi meravigliosi, talmente belli che erano molto militarizzati, perché sennò la gente scappava. Allora, per evitare questo loro assumevano valanghe di gente nell'esercito, oppure ti facevi il servizio militare di 2 o 3 anni, così funzionava. E allora cosa facevano? Però in maniera intelligente, ovviamente la macchina la ordinavi 10 anni prima e poi ti arrivava la tua bella Lada, più o meno così funzionava. Se eri raccomandato ti arrivava anche la macchina più bella, però dovevi avere le conoscenze nel partito.
facevano i filobus, no? Questo autobus con un bastoncino che sulla linea elettrica costava poco, alla fine basta mettere un filo, non devi nemmeno spaccare la strada o tutto, e il trasporto pubblico in molte città dell'ex Unione Sovietica funzionava così. So che c'era anche a Sebastopoli, in tante città dell'Ucraina, insomma, era bella grande l'Unione Sovietica e si usava così. E anche a Modena, sapete che Modena è una delle città più rosse d'Italia, hanno copiato questo sistema sovietico e l'hanno applicato. Però per questo motivo, vedi, se c'era il regime comunista in Italia questo non sarebbe mai accaduto, perché la macchina Selim non ce l'avrebbe mai avuta. E quindi gli amici di sinistra hanno sempre ragione, io l'ho sempre detto. Un bacione al sindaco di Modena e a tutti i modenesi, mi dispiace per quello che è accaduto, però vedete, è colpa vostra, se facevate la rivoluzione prima questo non accadeva. Ecco, ve lo dico io. Mi assumerete alla 7 prima o poi a forza di dire tutte queste cose. Io ci tengo. Sì, se volete siamo capaci anche noi, cioè se vogliamo siamo capaci anche noi di sparare senza funghi allucinogeni, tante cazzate. Noi non abbiamo proprio nemmeno bisogno di farci una canna, ci vengono fuori così in natura. Attenzione, nell'Unione Sovietica non si chiamava Lada, si chiama Autovaz. Sì, poi le esportavano all'estero, le chiamavano Lada Autovaz. Comunque questa è. Pensate un po', fu fatta una città da zero per costruire queste automobili nel sud della Russia, che si chiamava Toyatigrad, si chiama ancora Toyatigrad, e vennero i tecnici della Fiat da Mirafiori a costruire questo stabilimento che era la copia esatta di Mirafiori, però in grande. E anche là era una cosa meravigliosa, perché copiando un po' dall'Italia, i tecnici della Fiat riuscirono a insegnare agli operai sovietici che in Italia uno lavora e se guardano. Però là fecero 1 a 10, tanto gli stipendi erano più bassi, la vita costava di meno, ed era talmente bello e talmente grande questo stabilimento che c'erano anche le prostitute. Sì, tu andavi, ti scialavi, non facevi noi abbiamo avuto Olivetti qua in Italia, che si è inventato gli asili all'interno dei suoi stabilimenti. Ecco là, no, ma anche in Unione Sovietica ovviamente c'era tutto questo, però capite, era un altro lì sistema. Sono andati anche avanti, perché oltre che gli asili c'erano pure appunto chi faceva opera di meretrice. Sì. Comunque era una città moderna, una città meravigliosa, costruita da operai, studenti, militari. Si usava così fare in Unione Sovietica e insomma così era. Questa è storia. Ora questo non esiste più, il socialismo reale ha fatto una brutta fine, come ben sapete, però era un sistema diverso che a modo suo aveva delle funzionalità diverse che è giusto raccontare, che poi è caduta a causa dell'ipertrofia militare. E anche oggi forse rischiamo la stessa cosa, sia noi che loro, perché fare guerra in continuazione, sia noi che siamo in guerra che loro, non è giusto. Prima o poi pagheremo tutto questo, lo stiamo già pagando con Hormuz, nemmeno a farlo apposta. Non solo la benzina €2, il traffico è crollato, prenotazioni turistiche meno 30-40%, parlo di tour operator italiani che vendono viaggi all'estero. E attenzione, c'è l'agricoltura, che sia quella italiana ma soprattutto quella dei paesi del cosiddetto terzo mondo, che soffre perché non arrivano più fertilizzanti. E questo è il periodo della semina, Fate attenzione, perché potrebbe mezzo mondo potrebbe restare senza cibo. Sì, perché qua tutti quanti parlano di Hormuz e di quello che è il problema a livello di carburante, ma ci sono problemi ad avere ormai anche le semenze. Sì. Cioè io sono rimasto stupito quando ho saputo che c'è una sorta di banca mondiale del seme, che non è quello che serve per far nascere i bambini, ma quello appunto per coltivare, e praticamente che viaggia più forte ancora della borsa che riguarda titoli finanziari o soldi. Sì. E praticamente a causa di queste guerre ormai sparse un po' dappertutto, a causa delle varie problematiche che poi si sorgono e si aggiungono, c'è difficoltà appunto per gli agricoltori, per i produttori agricoli, appunto, a rifornirsi anche di queste semenze che sono vitali, no? L'unica cosa che invece non manca mai, questo l'ho scoperto domenica in un mercatino delle Pulci in cui sono andato a fare un giro, ci stanno praticamente in Marocco la produzione di marijuana è legale. Ed è esplosa. Cioè sono anni nei monti dell'Atlante, nei monti dell'Atlante si fa. E questi sì, ma andate anche al posto. Ma ti spiego io perché nell'Islam è vietato bere alcolici,
però non è vietato assumere sostanze stupefacenti, e quindi tu non bevi, però ti assumi, cioè ti fumi l'hashish, ecco. L'oppio. Sì, no. Però io tuttavia so che in Tunisia se ti beccano con una canna ti fai 7 anni di galera. In Tunisia, ma ecco. Infatti sto parlando del Marocco. E il Marocco è quella nazione che sta collegata attraverso lo stretto di Gibilterra con la Spagna. Cioè il Marocco ha poi un'estensione per cui dalle sponde del Marocco arrivare in Italia è una passeggiata. Beh, in verità la Tunisia è più vicina. Sì, no, per arrivare in Spagna. Però appunto in pratica io ho saputo domenica che la produzione, la coltivazione insomma di queste droghe lì... Beh, va bene la marijuana o risente di Hormuz? No, risente anche nell'ambito... più fertilizzante, è un casino, non facciamo più Maria come si deve, amici. Che là potevano aumentare anche il prezzo. Ho detto ai miei figli andate a cagare sulle piante, perché così se noi siamo rovinati. Ma non basta cacca dei miei figli, è un casino, mandate anche la vostra cacca. È quella dei cavalli, quello umano non è molto... Io però se non c'è quello col gasolio è un casino portare la cacca di cavallo. Come direbbero. Però insomma... Ecco, quindi cari amici che fumate, è un problema anche per voi, forse vi conviene fumarvi il rosmarino, visto che ci siete, magari sicuramente costa meno, non so se vi dà i stessi effetti stupefacenti oppure qualche fungo allucinogeno, però allo 0292947222 nessuno ha avuto ancora il coraggio di chiamarvi e dirmi dove si possa trovare. Speriamo che almeno in Colombia la cocaina vada bene, perché sennò qua a Milano la vedo male, molto qua male. A Milano sta andando avanti a gonfie vele quella chimica, ormai la droga chimica. La coca non si usa più qua. Di meno, sono rimasto indietro. Ci sono tutte quelle droghe fatte a base di pillole. L'altro giorno guardavo tutta quella serie di polizieschi che come vedi un film e rimani attaccato per 4 ore, che da un episodio passi in altro, dove parlavano del fentanyl e di un fentanyl ancora piuttosto ancora, che produceva morti a iosa. Che meraviglia il futuro, ragazzi, tanto verremo sostituiti dall'intelligenza artificiale, quindi a sto punto fatevi fuori da soli. A proposito di farsi fuori, noi ci facciamo fuori per un paio di minuti. Pubblicità. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. E rieccoci in diretta dallo Spazio Più, parliamo di tutto e di più. Siamo stupefacenti. Oggi davvero, della serie battute che ti potevi risparmiare prima di venire qua in radio, però alla fine la gente ride. Pensate lo stesso, che manco ce le studiamo, ci vengono fuori spontanee certe battute. Pensate come stiamo ridotti. E senza necessità di stupefacenti. Noi certe battute, certe cose ci vengono fuori così, spontaneamente. Appunto, figurati se mangiamo la pizza con i funghi allucinogeni, cos'è che prosciutto e funghi. Noi tutt'al più abbiamo mangiato la pizza con il salame, come si chiamava quello che ci ha dato Marun, la schiacciata piccante. Hai schiacciato! Sì. Col salame piccante di Marun,
e ci siamo Pare brutta, addicati. con la che è un- spianata romano, col che- salame piccante di Manu, perché siamo sempre là, la gente ci ascolta e pensa male. 0292947222, ripeto, Sì. 0292947222 per chiunque volesse dire la propria, per i più timidosi 340-670-9659, nel nostro canale WhatsApp, ripeto, per i più lenti 340-670-9659. Ci hanno scritto poc'anzi e una signora ci ha scritto: ma se quell'Elcudi si fosse chiamato Gennaro Esposito, a Modena cosa avrebbero detto? che aveva mangiato una pizza andata male. No, secondo me invece avrebbero detto napoletani di merda, non sa manco guidare, perché alla fine succede sempre così, dipende dalla latitudine dove sei nato. Non devi nascere né troppo giù né troppo su, ma nemmeno nel mezzo, perché alla fine Napoli sta nel mezzo tra Modena e il Marocco, anche se El Cudri è nato a Bergamo alla fine. Non è vero, il mezzo preciso sta a Roma, tant'è che tutti dicono che appunto quando uno arriva a Roma, ne arrivano tanti da Roma, sia dall'estremo nord che dall'estremo sud. Poi No, arrivati non a Roma, d'Italia, il Marocco non è cambia. Italia ancora, Mimmo. No, vabbè, no. Se Però tu conti che il quello è Marocco è un po' più giù, No, quindi però- il baricentro si sposta. Però il ragazzo, il 31enne che ha commesso quella nato a strage, Bergamo. è nato a Bergamo. insomma. Quindi vuol dire che i bergamaschi non sanno guidare, allora. Non lo so, ora chiameranno cavolo, dice guido benissimo, guido 6 camion. Ecco, tutto il resto però, no, so che insomma voglio fare una trasmissione equilibrata, perché non bisogna dire certe cose, non si può nemmeno pensarle, anche se uno scrive certe cose ed ha problemi psichiatrici. Io penso a una cosa, in verità voglio parlare francamente invece e smetterla di sparare cazzate come faccio di solito. Se un problema c'è, la sanità dell'Emilia Romagna, perché evidentemente il sistema della salute dell'Emilia Romagna non funziona, perché questo ragazzo, Quella mentale soprattutto. sì. No, ma tutta la sanità dell'Emilia Romagna ha gravissimi problemi, non ve lo dicono in TV perché è una regione de sinistra e quindi l'informazione è deformata e filtrata. Quelli di La 7 ne sanno qualcosa, e anche quelli del Corriere della Sera, che ormai è più de sinistra della Ma lo Repubblica. potremmo chiedere ad Andrea, che arriva proprio da là. Andrea Perché è modenese? No, però è romagnolo. È romagnolo, mica emiliano. Cioè tu stai confondendo il pan con la, cioè come il pan con la polenta. La mia pronuncia non c'entra niente, non c'entra Mimmo. niente. Guarda che lei è offeso. È un'unica regione, però tu stai dando dell'emiliano a uno che è romagnolo e che non c'entra una beata minchia. E allora, io quando andavo in Puglia da piccolo, vi racconto, mi ricordo che a volte il treno si fermava a Modena. Cioè, c'era la gente che si iva da Parma o Bolognesi. Quando andava in Puglia si fermava sempre a Pescara. Allora, si fermava a Modena, mi ricordo, e ora mi chiameranno, mi insulteranno, però mi ricordo che si fermava a Modena e c'erano i bolognesi che dicevano: senti l'area di merda di Modena. Cioè, persino i bolognesi che stanno là vicino non hanno un bel rapporto con Modena. Io ci sono stato senza offesa, non perché è successo questo, a me Modena ha sempre fatto orrore. Ecco, ci sono posti, città brutte in Italia, Modena è una di queste, che ha ben poco da invidiare a una società. Cioè, tra Chisinau e Modena sceglierei sicuramente Chisinau, anche se ha una bella chiesa, un bel corso dove tra l'altro è accaduto quello. Il resto della città fa letteralmente orrore, e in particolare sono capitato nel quartiere Novi Sad, che non è Jugoslavia, è una città della Jugoslavia, tra l'altro dell'ex Jugoslavia, ora sta in Serbia, Novi Sad, e dove ci sono dei grattacieli osceni di 30-40 piani, dei condomini bruttissimi. A Modena? Sì. È un quartiere davvero orrendo, schifoso, che potrebbe stare in qualsiasi parte del mondo, da Varsavia in su, insomma. Ecco, come al solito, le città purtroppo dove il Partito Comunista ha governato 30-40 anni hanno un'impronta di orrore architettonico e di gusto schifoso, insomma. E non Modena come quando c'era questo. lui che ha fatto l'Eur, che ancora oggi si regge in piedi. No, ma quello non l'ha fatto lui. Prima facevano schifo gli architetti razionalisti, poi all'improvviso li hanno riscoperti. Ecco, però tuttavia, ecco, le città, purtroppo alcune città del Piemonte, dell'Emilia Romagna, ma anche della Lombardia, dove il Partito Comunista è stato egemone, insomma, hanno queste schifezze architettoniche. A me a Modena mi ha colpito molto negativamente questo quartiere Novi Sad. Poi se c'è qualche modenese che vuole chiamare e dirmi che è bello, 0292947222. Posso dire che anche Ferrara ha alcune bruttezze, oscenità, però so che c'è un sindaco in gamba ora che sta cercando di cambiare le cose a Ferrara. Ferrara non è dispiaciuta. No, c'è un centro bellissimo che prima crollava a pezzi, e ora il nuovo sindaco, un sindaco che tra l'altro un certo Alan Fabbri, che è stato anche qua tante volte, nemmeno a fare apposta, è partito da qua. Alan Fabbri lo salutiamo perché è bello, ha fatto i miracoli a Ferrara e si è fatto volere bene da tutti. Ecco, questa è la Lega che amministra, la Lega che ci piace, non la Lega di quelli che stanno
mangiano, la usano come taxi e poi se ne vanno. E sono tanti. Oppure purtroppo. Di quelli che vanno a rimorchio, insomma. Ecco, che orecchie per intendere. Quando invece abbiamo in effetti gente che si è fatta le ossa a livello forse bisogna politico, dare la precedenza quando si candida la gente in Parlamento alla militanza e non a chi arriva da Forza Italia o chi arriva da qua e da là. Come quella che se n'è andata ieri? Sì, così sembra. Se le fatti tutte, sì. O qualcuno che scrive libri all'incontrario, anche se viene dall'esercito e poi prende e se ne va. A proposito di quello che scrive libri all'incontrario, c'è stato un altro eroe molto passato in silenzio, che è quello ufficiale del Col Moschin, del nono Col Moschin, che ha fatto? Che ha preso, c'era la donna, quella che ha perso entrambe gli arti, che era stata assistita a una gamba da un medico. Lui è arrivato e ci si portava presso il laccio emostatico e gli ha fermato l'emorragia all'altra gamba. Insomma, se non ci fosse stato lui, quella donna, invece di versare ancora in cattivissime condizioni, sarebbe morta. E grazie all'intervento di questo ufficiale del nono Col Moschin, quella donna appunto non è morta, insomma. Intanto volevo anche ricordare il signor italiano che si è preso una coltellata da questo galantuomo che non trovava il parcheggio e ha fatto quello che ha fatto, che insomma nella manifestazione che ha organizzato il sindaco di Modena non è stato nemmeno ricordato. Sono stati ricordati solo i 2 egiziani che erano là vicini, chiamati come eroi. Dovete sapere che c'è anche un eroe italiano che è stato il primo a fermarlo, a prendersi addirittura un fendente da questo signore che insomma l'Emilia Romagna, cioè il sistema dell'Emilia in particolare, non è riuscita a integrare. Questo giro le orecchie le tiriamo a quelli là che stanno là e le cose non le fanno come si deve. Proprio il fattaccio è successo, bisogna capire perché è accaduto e forse quelli che parlano per dare aria alla bocca e stanno dall'altra parte politica, un esame di coscienza se lo devono fare, ecco, non si punta il dito e basta. Io penso che gli esami di coscienza ormai siano anche inutili, perché c'è gente che la coscienza non ce l'ha. Per me, a parte questo, insomma, ma considerato che la situazione è quella che ormai non è che possiamo farci l'esame di coscienza, ormai dobbiamo fare i fatti. Farsi gli esami di coscienza oggi come quel tossico che appunto è arrivato proprio all'ultimo stadio della sua decadenza fisica e psichica. Potevo pipparmi tutto prima, soffrivo di meno. Ancora, no, perché arrivano sempre a dire che se uno ha cominciato a drogarsi è stata colpa della società. E allora qua il problema invece è un altro, è colpa evidentemente nostra che non facciamo più quello che è il nostro dovere fare. Cioè noi non abbiamo diritti e basta, abbiamo soprattutto dei doveri e abbiamo il dovere nei confronti nostri, ma non voglio sembrare troppo retorico a livello di patria, di nazione, ma dico a livello appunto di figli, di fratelli, di mogli. Noi abbiamo dei doveri nei confronti dei nostri cari e il dovere appunto nei confronti dei nostri cari è quello di prendere e fare tutto quello che è necessario, che si può fare, che un essere umano può fare, perché se andiamo avanti di questo passo va a finire che anche queste verranno gestite dall'intelligenza artificiale, che è il futuro, è proprio ma il futuro deve servire come strumento e non invece il futuro, l'intelligenza artificiale non può sostituire quello che è l'essere umano. Sì, Mimmo. Sì, l'hanno già fatto, lo stanno facendo alla grande. C'è il robot poliziotto, il robot soldato. Una volta che fa quelle 2 cose che può andare in giro ad ammazzare. Tu vuoi dire che quel contenuto di Fritz Bolkestein si è inventato la Bolkestein per prendere e sostituire gli ambulanti e balneari dai robot? Peggio ancora, la razza umana intera sarà sostituita dai robot, perché a quello stanno arrivando. Allora vi dirò la notizia che non volevo darvi. Palantir, l'azienda di Thiel, questo signore che viene dalla Germania, molto amico di Trump, è entrata a gamba tesa nella guerra in Ucraina. La Palantir, quindi Trump in pratica, il braccio destro di Trump, è arrivato in Ucraina e ha detto a Zelensky: non ti preoccupare, ci pensiamo noi a lanciare droni e bombe sulla Russia, abbiamo un sistema di intelligenza artificiale che ha tutti i bersagli e sappiamo dove colpire, ok? E non le produrre nemmeno in Ucraina. Infatti Zelensky è andato in Italia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Germania e compreso il nostro paese, ha detto sì, te li produciamo noi i droni, non ti preoccupare, ti forniamo noi di qualsiasi arma tu abbia bisogno. Ecco perché io su qualche quotidiano che ho letto nei giorni passati ho letto che appunto l'unico settore che appunto è volato e schizzato alle stelle, un po' come quando c'è stato il Covid, è stato quello delle armi. Di fatto
l'Unione Europea è diventata la retrovia delle truppe della guerra in Ucraina. Ma quello già si sapeva. C'è qualcuno, non ora è ufficiale, Mm. c'è qualcuno che a Mosca pensa giustamente che l'Europa è scesa è in guerra di fatto, e quindi pensano ad attaccare le principali capitali europee. E questa è la dottrina nucleare che era dell'Unione Sovietica e ora è della Russia. Quindi sappiate, in particolare tra Como, Lecco e Milano ci sono queste grandi aziende che producono droni per l'Ucraina. È stato fatto un incontro con la Meloni e Zelensky, è andato in TV, e non solo noi, lo fa l'Olanda, lo fa il Regno Unito con i cosiddetti droni che non sono droni, sono missili veri e propri, i cosiddetti Flamingo, che dicono che sono ucraini, no, vengono solamente avvitati in Ucraina, ma la produzione è britannica, e sono veri e propri missili balistici che colpiscono il territorio russo in estrema profondità, e quindi si rischia il fattaccio, si rischia davvero tanto grosso. È una notizia che sta passando molto silenziosamente, molto sotto, insomma, in terza, quarta, ottava, decima pagina, però il pericolo c'è, perché giustamente se tu colpisci in profondità, giustamente con i tuoi armamenti inizi a far parte del conflitto in maniera vera e propria, e quindi non so cosa dovremmo aspettarci, però qualcuno di là giustamente questo inizia a pensarlo. E la dottrina nucleare russa, tra l'altro, che la Russia sta iniziando a fare delle esercitazioni nucleari proprio ora, nemmeno a farlo apposta, lo fa ogni paese che ha l'arma atomica, però queste manovre per l'intervento nucleare dovute al fatto appunto di questa escalation che è in atto. Ecco, non è che l'Ucraina all'improvviso sono bravissimi a fare i droni, no, sono arrivati una massa di droni prodotti qua, che soprattutto in questo triangolo delle Bermuda, che è Milano, Lecco e Como, quindi siamo ancora più in pericolo noi, questo sappiatelo, cari amici che vivete qua, e chiedetene conto ai politici del territorio che sono a Roma, perché sono cose che vengono decise a Roma queste. Siamo tutti in pericolo, sono notizie brutte che avrei voluto non darvi, sono notizie che ho verificato prima di darvi, perché le fake le lasciamo a qualche canale dal 6 in su, ok? E sappiate che siamo più a rischio, siamo un obiettivo. Quando tu produci in massa droni e missili balistici che dai a un paese che è in guerra con una potenza nucleare, ne sta in mezzo. E noi siamo in mezzo, siamo in questo triangolo maledetto. Qua ad Affori in particolare, Affori è sulla Comasina, quindi la strada per Como. Io non so a Mosca cosa decideranno, però era una cosa che quantomeno avrebbero dovuto chiederci come popolo in una Costituzione che all'articolo 11 dice l'Italia ripudia la guerra, però è una Costituzione che è molto elastica, la nostra, è molto malleabile, a volte sembra quasi più che carta una carta igienica. Ecco, poi sono io quello che poi ti denunciano per diffamazione della carta costituzionale delle istituzioni. Io penso che chi fa la diffamazione è chi sta al potere e gioca con i nostri sederi, i nostri futuri, i nostri figli e le nostre vite, perché comunque stare in mezzo o andare a provocare una cosa del genere è grave. E vorrei sapere con quali soldi andate a fare questo, visto che a noi ci tagliate da anni e da secoli la sanità, la scuola, la sicurezza, la manutenzione stradale, le pensioni, la vita. Ecco. Sulle pensioni avrei qualcuno ne chieda conto. Sulle pensioni avrei qualcosa da dire io. Quello che accade non è giusto. Datemene conto, perché voglio capire, oltre i 90 miliardi che abbiamo dato a Zelensky per continuare questa guerra che è pericolosa, anche questi insomma armamenti che arrivano a pioggia, che stanno andando a provocare un'escalation senza precedenti. Ecco, vorrei capire chi ha deciso tutto questo, perché, come, con quali soldi. Ma in Italia si inviano armi segretamente, ecco, non sappiamo nemmeno i nostri soldi come vengono spesi. Poi si lamentano che la gente fa l'evasione fiscale, a maggior ragione. Ecco, io sto spiegando, se io devo pagare le tasse per far finire i miei soldi a provocare una guerra nucleare con chi le testate ce le ha, e ce le hanno in Russia le testate, ce ne hanno 6.000 all'incirca, tutto per incenerire l'intero orbe terracqueo, non l'Italia. Insomma, vorrei capire chi, perché e come. Invece tutto questo è nascosto, e fa male parlare proprio dal palazzo di via Carlo Bellerio di queste cose, perché è sempre stato un movimento sensibile. Ecco, allora se c'è qualcuno a Roma della Lega che vuole far chiarezza, faccio un'interrogazione al ministro Crosetto, perché così avanti non si può andare. C'era il segretario Matteo Salvini che aveva promesso che non avrebbe più fatto votare agli uomini e alle donne della Lega un invio di armi in Ucraina, quantomeno segretato. È ora di dire basta, perché stiamo arrivando in una fase pericolosa, e non a caso un paese vicino alla Russia, questo l'ha capito, il presidente della Finlandia ha detto sì, è ora di sederci
e parlare con gli altri. Sta andando troppo avanti. Quando Qua dice ci gli facciamo altri male. intende I russi, sì. Che io so che per esempio i finlandesi, i russi proprio non li Appunto, possono vedere. se quelli li odiano però hanno capito la cosa, vuol dire che il pericolo, che quello che vi sto dicendo purtroppo non è una fake, è una notizia verificabile. Andatela a verificare. Siamo in un momento che insomma pericoloso, ecco, e soprattutto siamo in questo triangolo delle Bermuda. Meno male che la Breda, la Falck, quelle fabbriche che facevano le armi ormai sono state tutte delocalizzate. Ma ora è peggio, ci sono i droni con l'intelligenza artificiale, siamo arrivati a spersonalizzare la guerra, abbiamo delle macchine che ordinano alle altre macchine di uccidere persone, che abbiano la divisa giusta o meno, che siano della nazione o della pelle giusta o meno, abbiano la religione giusta o meno. Per me questo è un enorme problema. Poi magari sono scemo io che mi pongo il problema, perché sai, è vero che la guerra è brutta, però finché c'è un umano dietro una bomba, ancora. Quando tu senti che Palantir è il fenomeno, l'oracolo dell'intelligenza artificiale, dice a Zelensky: non ti preoccupare, tu pagaci, oppure a gratis, ci pensiamo noi, ti facciamo tutto noi con l'intelligenza artificiale, tu i tuoi uomini non devi più rischiare. Anche perché non ne ho più, perché io so che ci stanno più ucraini in giro per il resto del mondo che in Ucraina. Il problema c'è. Io ne conosco qualcuno che per esempio è stato accolto come minorenne qua in Italia e col cacchio, ma che è diventato maggiorenne, pensa addirittura di avvicinarsi al consolato ucraino, la macchina per non si fa chiedere il rinnovo scrupoli. dei documenti. Non ci va, perché dice: se commetto l'errore di entrare nel consolato mi acchiappano, mi mandano direttamente in trincea. La macchina non si fa scrupoli, amici a casa, che sia un vecchio, un bambino, una donna, non va a bersaglio, che sia un condominio, una scuola, che ci siano civili o non civili dentro. Ecco. Ecco a cosa siamo arrivati, a cosa serve l'intelligenza artificiale, se qualcuno ha ancora dubbi. E poi non vi lamentate se tipo in Cina fanno il robot soldato, perché se l'Occidente fa questo, quegli altri non è che dormono, anzi forse siamo noi a dormire. E in Cina sono sempre stato molto più avanti, mi ricordo l'esercito, quello antico. Di terracotta non era mobile, Mimo, no, quello era il golem a Praga. Sai il golem, no? Sì. C'era... Io di golem conosco quello di Frodo dell'anello. No, poi chiudiamo. No, quello è il golem. Il golem, cos'è il golem? In pratica Praga aveva una comunità ebraica molto numerosa e molto ricca, infatti è la città dell'oro. E un rabbino fece, insomma, gli ebrei hanno anche la tradizione cabalistica di, non dico magia, ma quasi, molto ricca. E costruì questo uomo di fango e argilla enorme, un gigante di fango e argilla, e gli metteva in bocca non so se dei nomi, degli obiettivi, delle cose che lui doveva fare con questi bigliettini dentro la bocca. E questo uomo d'argilla di fango si svegliava e agiva per conto di questo rabbino. Ecco, siamo arrivati ormai a quei livelli. Forse era meglio il golem, ma si chiamano i droni. No, però almeno c'era il rabbino dietro al golem. Ora invece non si sa chi c'è. Sì. I cosiddetti poteri forti. Sì, siamo su Matrix, è peggio di Matrix, ecco. Il mondo virtuale di Matrix è diventato realtà e forse noi viviamo in un'enorme, immensa allucinazione. Dovremmo, ragazzi, usate il cervello, perché ve lo dico, usate il cervello, pensate con il cervello. Il cervello non serve solo a farsi le canne, a drogarsi, a guardare i pornazzi o andare su OnlyFans. Serve anche, lo so che si ride questo, però la gente fa questo, o a guardare Giordano, Donato! Serve anche per pensare. Ma Donato chi è? Non lo so, lo dice sempre Giordano, Donato! Quindi... non serve solo a questo, pensate con la vostra testa, riflettete, perché la vita è una, è preziosa e siamo qua per dare, per fare la differenza. Una macchina pur intelligente non sarà mai come una persona umana che è fatta di sentimenti, emozioni, amore e odio. La macchina tutto questo non lo prova, imita, ha un mero calcolo, dei meri numeri 0 e 1 che si ripetono, e non sente niente, non prova niente, fa e basta. Vabbè, comunque prima noi parlando di fatti accaduti a Modena e del ragazzo 31enne nato in Italia ma di origini marocchine, appunto, che aveva gravi problemi psichiatrici. Io non riesco manco a capire come ha potuto essere in possesso di una patente e di una vettura. Cioè, penso che ci siano delle pesanti responsabilità anche a livello dei centri di
salute, di salute mentale. Lo so perché la sanità emiliana è il top del mondo. E meno male che è il top del mondo, insomma. Io spesso e volentieri l'ho ripetuto nelle trasmissioni che appunto portiamo qua avanti da Illo Tempore, che forse sarebbe il caso di rivedere quello che è la politica dei manicomi, criminali e no, perché se aumentano quelli che sono i disagi psichiatrici, io penso che sia compito dello Stato trovare questo è una un altro successo dei compagni, Basaglia, chiudiamo i manicomi qua di là. Sapete che in Francia ci sono 40.000 persone nei manicomi. I manicomi esistono in tutti i paesi d'Europa tranne uno. Indovinate quale? L'Italia, perché noi dobbiamo essere sempre più degli altri. A questo punto chiudiamo tutto, aboliamo la polizia e le forze armate e ognuno faccia quello che vuole, che forse è la soluzione. Aboliamo anche lo Stato, ognuno si farà giustizia con il suo cannone, non quello che fuma, parlo della pistola o di un Kalashnikov o dell'armamento che trova. E forse al sud, in qualche parte del meridione, erano più avanti, perché era già così, è brutto da dire, ma ci sono parti del meridione dove questo una volta era la regola. Poi comandavano sempre le solite famiglie, perché sappiate che il potente, il forte vince sempre. È la stessa cosa, cari amici di sinistra, si ripete nei quartieri dove sono loro in maggioranza, dove comunque ci sono delle famiglie, delle persone più strutturate, dove hanno armi e spacciano droga e controllano interi quartieri. Ok? Non esiste in natura il socialismo, c'è sempre uno più forte che comanda su tutti gli altri. Questa è la natura umana. Visto che voi siete studiati, a differenza di questo povero ragioniere che viene dalla campagna veneta, nonostante il suo accento, fatevene una ragione, studiate anche voi, studiate quello che è l'antropologia e la natura umana, perché alla fine sempre umani siamo e sempre la torniamo. Se uscite dai soliti circoli che voi siete abituati a frequentare e calatevi in mezzo alla gente normale, al popolo, e guardate quelle che sono le modalità di vivere, i problemi della gente. Sì, venite. Cosa che dovrebbero fare anche tutti. Venite, vi portiamo, I politici dovrebbero stare più in mezzo. Facciamo un giro a San Siro, a Corvetto, a Cinisello Bassamo, in Viale Romagna, ci sono tanti bei posti dove potete vedere qual è. Oppure al Corviale a Roma. Sì, la selvaggina locale, così vedete come funziona l'organizzazione umana senza lo Stato e le regole e le leggi che voi a parole dite di voler abolire, poi quando andate al governo moltiplicate in maniera asfissiante, sempre a danno dei soliti scemi che lavorano e mantengono il sistema, perché come voglio ricordare, quella parte politica là rappresenta chi pretende di essere mantenuto da tutto il resto. Comunque siamo ormai al termine del nostro tempo. Federico, fai le ultime raccomandazioni. No, mi sono già raccomandato, ragazzi, si salvi chi può. Ecco, questo che raccomando, si salvi chi può e usate il vostro cervello. No, a proposito di cervello, il nostro è già bruciato, il mio in particolare, ed è ora di metterlo a riposo. Vi ringraziamo per l'ascolto e per l'attenzione, vi invitiamo a restare sempre qua su Radio Libertà. Buona serata a tutti e buon ascolto. Avete ascoltato Spazio Più.